Su voeddu, iscritto o now, è espressione di un concetto, di un'informazione. Su voeddu è sonu, sinzu. Su voeddu è astrazione, convenzione. Su voeddu è sprigo de sa realidade e de sa immaginazione. Meda faeddo sparisi formano una frasia, formano un mondo. Nareia da Emily Dickinson, un voeddu mori da pe annau, nara calincunu, de un aro che in questo momento solo comincia da bividi. Per me la parola è sempre stato un motivo di conflitto interiore, perché da ragazzo avevo difficoltà a usarla e quindi ho dovuto in qualche modo inventarmi qualcosa che sostituisse la parola. Per una difficoltà proprio di comunicazione con gli altri. E visto che è l'elemento importante proprio di comunicazione, mi sono inventato l'imitazione, mi sono appropriato della parola degli altri. Ho imparato a fare il playback in silenzio, a fare il labiale e per gioco è diventato lavoro. Per cui mi sono ritrovato per 30 anni per quanto riguarda la comunicazione artistica, a usare la parola cantata o parlata in playback. Nel tempo, per fortuna, sono riuscito anche a usare la parola per comunicare con gli altri, perché c'era questo bisogno, perché venivi comunque considerato dagli altri per il tuo lavoro e quindi da domanda arriva la risposta. La parola per Gianni poi è stata la parola data, la promessa. Trovo sempre ancora difficoltà con la parola. Continuo a avere questo conflitto che ultimamente nell'età è diminuito, è diventato anche motivo di comunicazione anche nello spettacolo. Ho avuto il bisogno di usare anche una sola parola durante lo spettacolo che è grazie, che è la parola che racchiude un sacco di cose, che è il complimento più bello che ti viene fatto quando tu lavori, ma che è la parola che poi uso per ringraziare il pubblico. È la parola che mi sta cominciando ad essere chiesta, no, da chi vede in Gianni a livello artistico gli viene chiesto in diverse occasioni ultimamente, mi viene chiesto proprio l'uso della parola. Si sta pensando anche di usare sia la parte musicale ma anche proprio la parola mia durante uno spettacolo, cioè creare uno spettacolo su quello che è stato Gianni usando la parola, usando il racconto e quindi mettere insieme le due cose, il raccontare le canzoni, il perché canto certe canzoni rubate playback ad altri che probabilmente non viverebbero se non ci fossi io a tirarle fuori e a ricantarle. Per molti canzoni come quelle di Petrolini, se non in alcuni casi altri attori, ma difficilmente si può sentire un pezzo come Fortunello che è tratto da un racconto scritto nel 17 e che io tento di proporre spesso e volentieri nello spettacolo. C'ho la più gran disgrazia che mi poteva capitar. È un curioso fatto l'esser costretti a balbettar. Io sono balbuziente e non ci posso fare proprio niente. Se faccio un discorso sbaglio e dopo mi incaglio. Mi chiamano tutti strofinaccio e con le donne che e con le donne che cavolo di figura faccio. Il valore della parola.
Io ho sempre cercato di mantenere fede alla parola data. Non sempre si riesce perché le situazioni cambiano, perché si è distratti da altro. Però un po' quando ti fermi a pensare, la parola data da te e dagli altri, gli dai peso. Spesso e volentieri è più la parola degli altri che mi conquista, che mi fa sopravvivere anche nei momenti di difficoltà. Perché ci sono poi delle persone nella mia vita che mi hanno dato la parola e hanno mantenuto la parola. Non sono state parole al vento, sono state parole dette e mantenute. E che per fortuna continuano a far sì che, insomma, che resisto. Perché spesso e volentieri mi sono trincerato nel silenzio. Perché poi, insomma, la parola può anche non essere usata. Ci sono un sacco di cose dette in silenzio, senza proprio verbalizzare, con i gesti, con gli sguardi. E credo sia parola anche quella, sia comunicazione anche quella. Seconda astrofa. Il mio caso disperato, che fine mai farò, in cura son da un luminare, che pure scienziato di valor. Io sono paziente e non ci posso fare proprio niente. Se discorso sbaglio e dopo mi incaglio. Invidio chi può parlare e chi sa chiacchierare e chi scorrevolmente sa parlare. Io sono paziente e non ci posso fare proprio niente. Se discorso sbaglio e dopo mi incaglio. Ho dovuto usare una maschera e la mia maschera è chiassosa, è grottesca, è burlesca. Ho dovuto usare la maschera per poter giocare, per poter saltare, per poter far mie le parole di certe canzoni. Senza la maschera non farei le stesse cose, senza la maschera sono più silenzioso, sono da parte, ascolto, osservo. Una volta che mi trucco esce fuori il Gianni giocoso, esce fuori il clown che sognavo quando ero bambino. E per addormentarmi sognavo il circo e quindi negli anni poi mi sono reso conto che il trucco bianco, che un certo tipo di atteggiamento è dovuto a quel sogno. Poi è arrivato il playback perché ascoltavo le canzoni, sognavo di essere cantante e per non farmi sentire da chi viveva in casa facevo il playback, facevo il labiale e imparavo a fare anche i sospiri delle canzoni. Ringrazio la maschera. Mi piace truccarmi. Mi piace usare questa maschera per divertire gli altri, per quanto in certi momenti è anche è forte, a volte sembra anche molto sofferente come viso, specialmente nelle fotografie. E poi lo strucco. Ho lo stesso amore per il trucco che per lo struccarmi. Mi strucco a pezzi, divido il viso, tolgo prima una parte o l'altra, per poi ritornare Gianni. Che ultimamente però è un po' più comunicativo, comincia a parlare di più, comincia a raccontarsi di più, ma probabilmente questa è l'età, c'è un sacco di cose da raccontare.